Rieccoci, primus inter pares, consueto appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete fare domande al nostro ospite che è il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Allora, abbiamo parlato di tutto all'inizio, chi ci ha seguito, siamo arrivati alle richieste dei cittadini nei vari quartieri, abbiamo sentito l'Arcella, ora andiamo a sentire cosa le chiedono a Brusegana. Brusegana, zona di Padova che appartiene al quartiere 6 Ovest, anche qui sono diverse le richieste da parte dei cittadini direttamente al sindaco Giordani e all'amministrazione comunale, sentiamo però quali nel dettaglio. Il discorso dei marciapiedi che ha creato parecchi problemi per persone anziane come me. I marciapiedi in primis che sono disastrati. Innanzitutto il parcheggio. Che c'è già un altro mezzo scandalo con il parcheggio e dopodiché ci sono tante altre cose, marciapiedi, parcheggio soprattutto. Il fatto della raccolta dei rifiuti non mi va per niente bene così come è fatta. La pulizia delle strade, soprattutto quelle più interne. Ecco, poi il fatto del discorso che ci siano le immondizie messe fuori, bisogna che paghiamo doppia tassa, perché c'è qualcuno che deve pulire, fare doppia tassa. E poi bisognerebbe che ci fosse più assistenza per gli anziani, perché sono tanti gli anziani. La viabilità alternativa sicuramente, però non semafori. Bisognerebbe togliere anche quel semaforo lì, perché impedisce lo scorrimento, mentre le rotonde vanno bene. Beh, la viabilità mi pare c'è molto traffico e anche la sicurezza la vedo un po' critica perché ci sono tanti extracomunitari che girano, l'ho visto nei cassonetti. E chi viene il controllo in più, il poliziotto, il vigile, quando lo vedi? Sono anni che non lo vedo, anni. Che ci fosse più gioventù, che non andassero fuori dal quartiere, che rimanessero anche questi bambini, perché non rimangono da noi? Che desse più spazio alla cultura, cioè più sovvenzioni e più cose, perché effettivamente manca. Uno spazio dove i ragazzi possono fare qualche attività extrascolastica, insomma. Abbiamo sentito un po', la maggior parte i primi hanno detto i marciapiedi, però mica male la cultura. Hanno ragione, hanno ragione per i marciapiedi. In campagna elettorale la cosa che è balzata all'occhio di tutti, infatti abbiamo fatto un grosso stanziamento sugli asfalti e sui marciapiedi, è venuto fuori che è un problema di Padova perché per anni non è mai stato fatto nulla, per cui i marciapiedi sia l'anno scorso che quest'anno che il prossimo anno abbiamo un investimento molto importante perché gli anziani inciampano, i bambini, le mamme con le carrozzine, è veramente un problema i marciapiedi, per cui saranno praticamente risolti completamente tutti i marciapiedi di Padova perché è giusto come l'asporto delle immondizie. In 2 anni porteremo Padova a porta, col prelievo a porta, adesso siamo, se non sbaglio, al 40%, andremo al 100%. Questo problema è un problema anche di civiltà, chi butta per terra, chi sporca in maniera, però gradualmente, ad esempio l'altra sera quando siamo andati alla sera è venuto anche il direttore generale di ERA, che vuol dire energia elettrica, asporto e rifiuti, perché capisca, è stato il dottor Gasparetto, è stato gentile, è venuto là proprio per capire i problemi che ci sono, perché sono d'accordo, rifiuti, illuminazione, sfalcio, marciapiedi, strade, sono tutte cose che vanno fatte. Cultura, come detto prima, ogni quartiere e tutte le iniziative che faranno cercheremo di sovvenzionarle perché è giusto, la cultura è anche questo. In più mostre, ho la fortuna di avere veramente un bravo assessore, si chiama Andrea Colagio, che sta pensando a questo assieme a Francesca Penciolini che ha l'incarico dei quartieri e stanno lavorando bene assieme e sono soddisfatto perché stanno facendo veramente iniziative importanti. Senta Giordani, al di là di una signora mi sembra, perché ne abbiamo interessate parecchie, quasi più di una decina e quindi è abbastanza significativo il pensiero della zona di Brusegana, tranne una che ha detto non è una vita che non vedo il vice di quartiere, che quindi tra poco dal 5 di febbraio ci sarà.
In questo quartiere, rispetto all'Arcella, mi sembra di intuire e di capire che per quanto riguarda la sicurezza c'è meno necessità che all'Arcella, cioè vede già da queste prime dichiarazioni dei cittadini che si può fare già un certo tipo di ragionamenti, cioè già la Brusegana è un quartiere, rispetto ovviamente all'Arcella, di una certa tranquillità dove i cittadini non hanno questa specifica richiesta tra loro. E quindi sono significativi. Andiamo a vedere invece a Chiesa Nuova cosa ne chiedono. Ci troviamo a Chiesa Nuova, zona di Padova che appartiene al quartiere 6 ovest della città. Sentiamo cosa chiedono i residenti al sindaco Giordani. Questo incrocio proprio dove siamo che è terribile ed è molto pericoloso. E poi ci metterei anche la droga, è chiaramente visibile, però tutti stanno zitti, tutti hanno paura. E interventi ce ne sono stati pochissimi anche negli anni passati. Le strade che sono sempre malmesse, nella tecnologia che fosse più aggiornata, insomma, ecco. Mi chiederei sorveglianza, perché la notte sei protetto come vuoi, ma ormai sono tutti emancipati, sanno tutto e di più di te, quindi non ci sono inferriate, non ci sono allarmi, non c'è niente, perché quando loro decidono entrano. Ho modificato tutte queste telecamere che hanno messo perché è una presa in giro, hanno tolto le rotonde, hanno messo diciamo, i semafori, no? Uno non fa in tempo di passare che scatta la foto. Hanno fatto a raffica delle multe. Di non fare il tram, perché di qua proprio col traffico che c'è sarebbe un disastro. I marciapiedi che chi sarebbe da fare, perché quando cammino devo guardare per terra, se no inciampo, specialmente in via della Biscia, così che ci sono tutti i marciapiedi malmessi. La sicurezza, quella è sicuro. Anche perché chi come me ha dei figli è giusto anche che questi ragazzi quando diventano grandi possano circolare liberamente e noi genitori a casa stare tranquilli. Sfruttare di più il parco che abbiamo qui, tenerlo anche un pochino più curato, ecco. Magari di mettere più spazi verdi, cioè tipo la caserma dietro il parco, magari ampliare il parco. Giordani. Qui qualche sicurezza meno sono più preoccupati di Brusegana, però lì c'è un parco davvero molto grande che poi finisce alle Brentelle, quindi davvero molto ampio, dove i bambini... C'è un progetto molto importante, già avviato dalla precedente amministrazione, Caserma Romagnoli, in cui è previsto... ha un traffico, è la maggiore arteria che porta traffico a Padova, via Chiesa Nuova. Io ci ho abitato per una vita, per cui la conosco abbastanza bene. Ha un alto traffico e in qualche maniera va interrotto. E il progetto della caserma Romagnoli potrebbe essere la soluzione per dotare il quartiere di un parco ulteriore, di piccoli edifici commerciali, residenziali. Il tutto si scontra con ancora il problema dell'edilizia, cioè non troviamo chi vuole investire. Speriamo che le cose cambino velocemente, ma la caserma Romagnoli potrebbe essere l'avvio per la soluzione del quartiere Chiesa Nuova. Non è un brutto quartiere, ripeto, perché io ci ho abitato, ha un alto traffico. Nel progetto SIR2 dovrebbe arrivare a Chiesa Nuova il tram. Penso sia abbastanza complicato e difficile ragionare su questo e ci vorranno anni. Ci vorrà ancora un po' di tempo. Vediamo se la primavera otteniamo il finanziamento che ho detto, possiamo anticipare. Anche qui il ragionamento dei marciapiedi. È costante. Il marciapiedi, tutta Padova, deve essere migliorato con i marciapiedi. C'è un costo altissimo di fare tutti i marciapiedi. Milioni di euro. L'assessore Michalizzi sta impegnandosi moltissimo, sia in termini personali che in termini economici. Come giunta abbiamo messo moltissimi soldi, milioni di euro per fare questo. E quindi man mano vedremo Padova per quanto riguarda... Io penso che in 3 anni dovrebbe essere sistemata. Ecco, questa zona, come dicevo prima, un attimino c'è un po' più di preoccupazione per quanto riguarda la sicurezza rispetto a Brusegana, almeno le persone che abbiamo intervistato. Ecco. Lì arriverà anche i vigili di quartiere, quindi anche lì sarà... In tutti i quartieri sono 2 vigili fissi
fissi non vuol dire di notte, ci capiamo subito, perché di notte non si può, di notte è competenza della Polizia di Stato, dei Carabinieri, loro terminano, se non sbaglio, alle 11 e mezza i turni, poi ci sono le squadre. 11 alle 23? 23 mi sembra, certo. Poi ci sono le squadre notturne, ma sono poche. Quindi vabbè, però poi vedrà che i vigili a piedi sono dalla mattina alla sera. Certo, quindi poi le diranno, vedrà che i fatti più gravi accadono di notte, quindi non è mai finita, e quindi deve intervenire la questura e la polizia. Andiamo a vedere invece la Guizza, cosa ne chiedono. Ci troviamo alla Guizza, più precisamente nel quartiere 4 sud-est del comune di Padova. Anche da qui moltissime le richieste da parte dei residenti per il sindaco Giordani e per l'amministrazione comunale. Andiamo allora a sentire quali. I marciapiedi. Sono dissestati? Tutti. Devo guardare sempre per terra, no io solo, tutti. Prima di tutto le strade e i marciapiedi, perché guarda, specialmente via Genovesi è un disastro. Una maggiore attenzione nei riguardi del quartiere, delle persone che circolano. Dal punto di vista della sicurezza? Sicurezza e pulizia, proprio pulizia fisica. E botteghe pareti che gassano tutto quanto perché non c'è passaggio dei parcheggi per macchine. Più vigili. Ci sono pochi vigili? Non che ne vedo neanche uno quando esco. Quando io esco non ne vedo neanche uno qua. Ad esempio oggi non ne ho visto nemmeno uno. Al mercoledì ci saranno, ma... Soprattutto nelle ore serali e anche la domenica, tutto il giorno. Le persone hanno più tranquillità poi a girare, tanto si conoscono tutti, no? Bisogna controllare di più. Al sindaco chiederebbe più polizia? Sì. Succede che prima c'erano tante feste, tante insomma, ma adesso proprio niente, e di conseguenza va bene, la piazza è bruttissima. Dare un po' di vivibilità di più, nel senso che dare di spettacoli sulle piazze, fare qualcosa di intrattenimento della gente che non deve andare sempre in centro. Se tutta la gente parte e prende va in centro, qua cosa succede? Che non c'è più nessuno. La pista ciclabile è insufficiente? Sono insufficienti adesso, e fatte male. Perché so io che vado via in bici, ma delle volte sono pericolose, sono addirittura pericolose perché trovi delle strade fatte male, dei dossi che si sbandano, eccetera, e strette. Nel ragionamento, nell'ultima persona che è stata intervistata, davvero sarebbe bello, e non so, visto che arriveranno le nuove biciclette a Padova, che ci fossero delle piste ciclabili sicure, in modo tale davvero di aumentare la gente che vada in bicicletta. Sicuramente la vice sindaco si sta occupando di questo. Lui poi va via solo in bicicletta, per cui conosce perfettamente le cose, si sta impegnando sia sulle piste ciclabili sia sulle bike sharing, tutto quello che riguarda il problema. Confido molto perché ha una sensibilità veramente particolare Arturo Lorenzoni sulla bicicletta, per cui penso a breve presenterà i progetti. Sono convinto anch'io che una soluzione è la bicicletta. È una città che ha la fortuna di essere piatta. No, ma lo sa Giordani, lei ha girato il mondo, quindi lo conosce meglio di me. Se ci fossero delle piste ciclabili in sicurezza, le faccio un esempio. Ivo Rossi, che era un amante della bicicletta, ha fatto una pista ciclabile da Padova a Salboro che è meravigliosa. Uno si diverte a farla, la fa apposta, certo. Solo che a Salboro ci abitano poche persone, quindi, però se lei fa una pista ciclabile dal centro di Padova alla Guizza, dal centro di Padova all'Arcella, dal centro di Padova a Mortise, cioè voglio dire, la gente in bicicletta prende gusto. Non devo essere convinto, sono più che d'accordo. A maggior ragione Arturo Lorenzoni è pienamente convinto di questo, a questa delega, e si sta attivando assieme ai suoi funzionari proprio per piste ciclabili e bike sharing. Molto importante, è appena passato, visto il camioncino dell'assistenza. Oggi bike sharing non è ottimale, inutile che ci raccontiamo le storie. Sono 300 biciclette, sono poche. E poi ci vogliono, sindaco Giordani, rastrelliere per le biciclette? Ci vogliono rastrelliere. Perché guardi, io le dico certe, non mi ricordo la via, prendo via del Santo, quella a destra dove c'è una scuola che poi esce di fronte alla Guardia di Finanza, ci mettono le biciclette addirittura proprio in mezzo alla strada, uno non passa nemmeno, cioè davvero ci vogliono... Ma non è un problema aumentare le rastrelliere, bisogna capire dove metterle.
l'arredo urbano è il responsabile Andrea Michalizzi, se ci sono necessità ben volentieri, le abbiamo messe anche a Leuganeo per dire ben volentieri. Ecco, Leuganeo va una volta ogni 20 giorni. Però quando vanno hanno bisogno di mettere le biciclette, certo, è vero, è vero, per cui stiamo cercando di incentivare il massimo queste cose. Dico, Arturo Lenzoni ha una sensibilità particolare perché lui è solo in bici che va via, tutta Padova, e per cui conosce benissimo i problemi. Ecco, però Padova è una città come tantissime città italiane che non hanno possibilità proprio per la struttura della città che è tipo medievale di poter costruire delle piste ciclabili come lo può fare ad Amsterdam, a Copenaghen e tante altre parti del mondo. Purtroppo abbiamo, essendo una città storica bellissima, anche dei problemi. Oltre bisogna che la carreggiata, non mi ricordo quanti metri deve avere per poter fare la pista ciclabile. Certe piste ciclabili in centro sono veramente limitate, sono piccole. Però lo faccio anch'io, per cui... Adesso le dico una cosa che magari chi ci ascolta si metterà a ridere: se lei va all'estero, che ci è andato, ripeto, a Copenaghen, una tangenziale come quella che fa Corso Australia ha una parte dedicata alle piste ciclabili di sicurezza. Se la mettiamo qui si mettono a ridere tutti, certo. Però lì c'è la possibilità, perché essendo il tratto della strada ampia uno può anche farla volendo. Sta aumentando la cultura e la sensibilità in questo. Stiamo facendo un progetto verso la zona industriale finanziato anche dal Ministero, molto importante in questo senso, e sarà pronto penso anche a breve, ma sta migliorando la sensibilità. Fino a 10 anni fa il consumatore voleva arrivare in centro con la macchina, non è più possibile, bisogna cambiare abitudini, bisogna cambiare logica. L'importante però è che la mobilità pubblica funzioni. Quando funziona la mobilità pubblica si può far sì che le biciclette, si può aumentare ancora la ZTL, si può ampliare. Ci sono molte strade via Dante che i cittadini chiedono venga chiusa, però non è facile dire chiudo, perché è come il problema dei vasi comunicanti: chiudo una cosa, viene fuori un problema da un'altra parte. Bisogna ragionare bene sulla viabilità e sulla percorrenza cittadina. Vi garantisco che stiamo lavorando, io ripeto ancora, Arturo Lenzoni, che ha questa delega, è molto sensibile a questo progetto, sta lavorando e cercando di fare le cose al meglio, come vie prioritarie per gli autobus, per i taxi. Sono cose importanti, non è che basta farle, bisogna progettarle nel globale. Ecco, mi diceva prima, la pista ciclabile che collega Padova con la zona industriale sarebbe una bella cosa, perché quando chiudono le fabbriche uscire in quella tangenziale è terribile, cioè ci si impiega una vita. Ecco, in che tempi potremo vederla? Penso sarà un anno, una cosa del genere. Dunque una cosa abbastanza... È stata già finanziata, solo problema progettata, è stata solo di intervenire e farla. Ecco, per poterla fare. E mentre, come diceva, le nuove biciclette arriveranno... Le nuove biciclette stanno scegliendo il modello, il tipo, io spero che in primavera ci siano. Ma scelgono il modello, il tipo, dopo bisognerà fabbricarle anche? O no? No, ci sono moltissime organizzazioni che propongono questo. Adesso ci sono organizzazioni che si possono mettere 5-6 mila biciclette e funzionano con l'app, col telefonino. Ma mi scusi, come funziona? Ogni bicicletta ha... Ma io prendo la bicicletta, la porto, la posso andare a casa mia e lasciarla lì tutta la notte? Sì. Paghi però, continui a pagare, se non la porti in un posto specifico. Perché va, certamente. Ho capito, se io va a ore praticamente. Certo, uno la mette al suo posto e smette di pagare, questo è chiaro. Ci sono due modelli, quello attuale nostro. E il pagamento come? Scusi, telefono. Col telefonino? Certo. E dunque... Uno con un'app normale accede e quando la restituisce disattiva. E se uno la ruba? Può essere che succeda anche questo. I Navigli a Milano sono pieni di biciclette che rubano e buttano via. Ecco, cosa succede? Non è un problema dell'amministrazione comunale, è un problema di chi l'affitta. Però si conta sempre sulla civiltà delle persone. No, era per capire come funzionano, perché questa app... Ci sono due modelli. Noi abbiamo moltissimi studenti. Arturo Lorenzoni ha la preoccupazione che venerdì sera, quando gli studenti vanno a casa, 2000 biciclette le troviamo in stazione perché i ragazzi vanno a casa, per cui mancano in centro dopo.
per cui sta cercando di capire, di finalizzare al meglio un modello organizzativo. Ho capito, allora vedremo, perché sono molto curioso nel vedere all'opera queste biciclette. Una volta, suggerisco, una volta va invitato il vice sindaco in questo contesto, sia sulle piste ciclabili, sulle biciclette, su bike share. È una persona molto informata, che è appassionata di queste cose e può dare delucidazioni sicuramente meglio del sottoscritto. Certo, ora andiamo a pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte di Primus Inter Pares con il sindaco Sergio Giordani, tra poco. Puoi veramente invitare